Ed eccoci all'ultima parte della nostra trasmissione. Come sempre siamo superati dal nostro esperto Stefano Zara, esperto di economia e di finanza. Buonasera, ben ritornato. Allora, siamo in un momento che precede forse anche grossi cambiamenti, forse invece no, però comunque il cambiamento c'è, che sono le elezioni americane, no? Sì. Quindi staremo a vedere, dopo faremo un ragionamento a cose avvenute. Ma intanto quanto possono impattare, quanto può essere destabilizzante questo momento, quanto secondo le sue valutazioni questo può andare anche ad impattare un cambiamento eventuale sugli schemi che si stanno instaurando a livello di macroeconomia? Diciamo, sono accadute alcune cose quest'anno che poi col senno di poi potremo anche valutare. Anche Brexit è un accadimento di cui si parla poco, ma molti dicono che senza Brexit anche le misure adottate tipo Recovery Fund e MES sarebbero state meno agevoli. Con un'Europa come quella di prima, con l'Inghilterra dentro, queste sono considerazioni che ha fatto e che condivido in parte, che ha fatto Sir di Algebris, che è un gestore importante, insomma. Diceva appunto che il fatto che l'Europa si trovasse in difficoltà per l'uscita della Gran Bretagna ha fatto sì che trovasse il modo anche di rincompattarsi, altrimenti certe scelte politiche importanti come Recovery Fund e il MES non sarebbero state così agevoli. Quindi non tutto alla fine viene per nuocere, si potrebbe dire. Stessa cosa si può dire di un altro fatto importante che accadrà a giorni, che sono le elezioni americane, seguite meno dai mercati. Ah, stavolta sono seguite, perché la volta scorsa erano più in fibrillazione. Assolutamente, erano in destabilizzante fibrillazione. Seguite meno dai mercati perché? Perché a ottobre il Congresso ha approvato la manovra fiscale di Trump con il voto dei democratici. Quindi sono passati 2.500 miliardi di sgravi fiscali, che nella peggiore delle ipotesi, se verrà eletto Biden, saranno aumentati, e con incentivi alle imprese. E nell'ipotesi in cui fosse rieletto Trump, deregulation, stimola le imprese, è uno dei temi che ha cavalcato nei primi 4 anni e che continuerà presumibilmente a cavalcare nei prossimi 4 anni se fosse rieletto. Altrettanto vero che si sono innescate nel frattempo altre tematiche. È la prima volta che nell'early votation, cioè la possibilità che hanno gli elettori di votare prima, fino a anche 27 giorni, un mese prima, abbiano già votato 65 milioni di elettori. Ma questa cosa qui dell'early votation che senso ha? Ma insomma, un po' sono andati a votare per non fare la coda dopo, quindi distanziamento, un po' perché si sono interconnesse tematiche come le tensioni razziali, il Me Too, cioè, sono 65 milioni di under 30. Quindi tutti i giovani. Tutti i giovani che non avevano votato nel 2016, c'è una componente fortissima interrazziale e insomma ha fatto il senso che i democratici gongolino dalla dice lunga su Ma non dicono che sia in vantaggio Trump? Allora, perché non hanno ancora fatto lo spoglio di questi... No, assolutamente no, inizierà quando verranno spogliati anche gli altri voti, ma insomma per quello che possono valere i sondaggi, ecco, credo che poi, insomma, vista la dinamica che ha quel tipo di voto, dove sono importanti non i voti in termini assoluti, anche nel 2016 sostanzialmente Clinton prese quasi 2 milioni di voti in più di Trump in termini assoluti, è importante vincere negli stati chiavi, quelli che danno il maggior numero di grandi elettori, conferiscono grandi elettori, e questi sono ancora in bilico, anche se i dati che leggiamo sui giornali vedono prevalere Biden, magari non di larga misura, però lui ha mantenuto sempre costantemente un vantaggio, almeno negli ultimi 3 mesi, incrementato dopo che Trump è stato dichiarato positivo al Covid, insomma. Poi si innescono molte tematiche, è un voto atteso, ma diciamo l'unica ipotesi da scongiurare, non che vinca l'uno che vinca l'altro, ma che ci sia un voto conteso, un esito conteso, tipo quello che c'è stato, mi pare 12 anni fa, quando venne eletto Bush contro Gore,
quindi vennero ricontati i voti addirittura, quindi per 20 giorni non venne proclamato il presidente, cioè ai mercati va bene tutto tranne che ci sia un periodo di incertezza. Ah, ecco, perché invece nella scorsa edizione che avevamo sempre parlato, anni addietro, io ricordo che ai mercati non andava per niente bene tutto, anzi si pensava a una destabilizzazione importante a seconda se vinceva una parte o l'altra. Ma abbiamo visto che l'amministrazione, poi sostanzialmente abbiamo visto che è importante sì il presidente, è importante anche che il presidente abbia poi la possibilità di scaricare a terra quelle che sono le sue dichiarazioni pre-elezioni, quindi realizzare il suo programma, e questo lo puoi fare quando hai un congresso dalla tua parte. Oggi Trump ha metà congresso democratico, quindi può fare ma non quello che vuole sostanzialmente, quindi anche una vittoria democratica con il congresso repubblicano vedrebbe sostanzialmente un presidente dimezzato, cioè è importante che chi vince abbia anche la possibilità, e quindi un congresso, un po' come succede un po' in tutti i sistemi democratici, un Parlamento che sia coerente con chi poi detta le strategie. Insomma. Quindi dal punto di vista dell'economia, della finanza in generale? No, li vedo molto tranquilli i mercati, molto più preoccupati dall'impatto Covid, ma altrettanto vero che l'85% delle imprese ha dato utili rispetto alle aspettative, ha dato dati agli analisti migliori delle aspettative, questo parla di imprese americane. E vedremo i dati del trimestre estivo, quindi quello che da luglio, agosto e settembre, che verranno diffusi nei prossimi giorni. Se ci sarà un rimbalzo cospicuo, noi abbiamo perso quasi il 30% nel trimestre Covid, quindi della primavera. Se questo trimestre estivo rifletterà un forte recupero, anche i mercati dovrebbero continuare un po' a mantenersi su un certo livello di stabilità. Insomma. Questo per quel che riguarda gli Stati Uniti e le loro ripercussioni sulle varie situazioni. Andando più vicino a casa nostra, invece, quello che sta succedendo, mettiamo subito nell'immediato, no? I DPCM di Conte. Ha mosso qualcosa sì, perché il giorno dopo abbiamo visto le borse che non è che fossero la... No, ma noi abbiamo una filiera, abbiamo sempre detto, abbiamo una filiera fragile, cioè nel senso... Quindi non doveva toccare questi anelli della filiera? È difficile quando hai una filiera fragile, qualsiasi cosa tu tocchi crei comunque dei disagi. Noi siamo un po' anche tornando a Brexit, no? Poi un'economia sostanzialmente di servizi come quella inglese, dove il 60% delle loro esportazioni in servizi va all'Unione Europea, sarà fortemente penalizzata se si realizzasse il No Deal come viene paventato. No? Con tempo un'economia fragile come la nostra, che è un'economia di trasformazione di servizi, in un sistema di lockdown non può trovarsi bene. No? Noi abbiamo facciamo un esempio molto pratico, insomma, il settore agricolo. Nel nostro settore agricolo l'85-87% delle imprese ha meno di 10 addetti, meno di 10, quindi piccolissime imprese, ma questo vale anche per le PMI, piccole e medie imprese in generale. Solo il 18% delle imprese, di questo 85, il 18% vende attraverso e-commerce. Quindi in un sistema di lockdown dove tu la conversione digitale l'hai appena iniziata o non sai nemmeno di cosa stiamo parlando, ecco, tagli i ponti, insomma noi abbiamo un'economia basata ancora sulla fisicità, sul mercato rionale, sul trasportare le merci, sul consumo al tavolo, anche il consumo da sport è stato introdotto per gli esercenti grazie al lockdown, cioè noi abbiamo bisogno di riconvertire anche certe forme tradizionali di consumo, e non è facile per noi. Non è facile, è difficile in genere, per noi è ancora più complicato del fatto che noi abbiamo delle abitudini che sono parte della nostra cultura, le consumazioni domenicali, le consumazioni serali, un certo tipo modo di essere comunità. Quindi nel nostro paese si tratta di toccare tasti che fanno parte di noi stessi, insomma, della nostra vita, quindi è ancora più complicato. Insomma. Però alla luce di questo certi provvedimenti possono danneggiarci. Certo, ma non sono un medico, quindi non sono in grado mi occupo di salute pubblica, non sono in grado di capire se queste effettive misure, però vivo nella mia realtà, ascolto quello che dicono gli altri, abbiamo la tecnologia per poter procedere a una tracciabilità più sensata.
Questa però ha bisogno di applicazione, di una struttura. Noi stiamo sparando nel mucchio, ecco, perché è più facile. Certo, Però sparare nel mucchio prova degli effetti collaterali inevitabili, insomma, quindi Certo. Nel resto del mondo, quindi la Cina. Beh, insomma, Tutti che chiedono, ma parlate della Cina, fate parlare della Cina, perché? Ne sono usciti, i primi ad uscirne. I mercati finanziari riflettono una straordinaria tranquillità nel mar della Cina, quindi loro ne sono usciti dall'emergenza sanitaria ovviamente molto prima degli altri e hanno ripreso a livello di produttivo gli stessi livelli di pre-Covid, quindi sono tornati ad essere. Allora, quando hai un sistema mondo in cui la fabbrica del mondo è tornata a produrre come prima e in cui una parte determinante del pianeta continuerà a consumare perché ha sistemi di distribuzione e di acquisto che sono legati al digitale, ecco che anche i mercati finanziari sono meno preoccupati. Un po' conosciamo il nostro nemico meglio di prima, perché sono 6 mesi che ci conviviamo, un po' alcune contromisure abbiamo imparato a metterle sul campo, un po' il sistema economico del nostro pianeta è un sistema talmente interconnesso che abbiamo imparato a produrre e a consumare mantenendo forme di distanziamento che prima non adottavamo, insomma. Ma i mercati asiatici invece che segnali danno? Segnali buoni dal punto di vista del riconquistati livelli della produttività e siamo tornati a prima. Quindi lì si produce quanto prima. Non può essere un buon pronostico per quel che riguarda. Sì, però cosa hanno fatto? L'hanno debellato? Non si sa niente, non si riesce ad avere notizie. Allora è difficile, anche in finanza è difficile quando ti chiedono qualcosa su di loro, è difficile, non sono un mercato in cui tu metti il naso. È anche facile fare lockdown in Cina perché se non rispetti le direttive ti mettono in galera, quindi ti pigliano, ti prelevano e ti mettono in carcere. È un regime. È un regime. Quindi sono riusciti a controllare il tutto meglio, ad arginarlo e a riprendersi prima. Sì, non sono tecniche che potrebbero essere adottate in qualsiasi altra parte del mondo. Quindi adesso, per chi volesse invece darsi un'occhiata in giro, che cosa è della domanda che ci è stata girata? Su che cosa investire, su che cosa puntare? Ma i trend che si sono messi in moto, cioè quelli legati a una conversione dell'economia, diciamo che certi processi sono stati fortemente accelerati. Quindi il digitale, l'e-commerce non è una moda del momento. Ecco. Nel 98 c'era chi diceva 98-2000, insomma, agli albori di Internet, che Internet sarebbe durato 6 mesi. E Internet ha cambiato la nostra vita. Il digitale cambierà, ha già cambiato e cambierà il nostro modo di essere consumatori, il nostro modo di fruire i servizi anche più, tra virgolette, semplici, il nostro rapporto con le banche, il nostro rapporto con il commercialista, il nostro rapporto con la pubblica amministrazione, tutto cambierà e cambierà a prescindere dal fatto che noi siamo d'accordo o meno con questo cambiamento, cioè è un cambiamento che arriva, quindi, sta a te poi se agevolarlo e entrarci e tra virgolette guidarlo oppure subirlo, insomma. Certo. E l'immobile, che ne parlavamo anche l'altra volta? Ma diciamo, questo può essere un driver fondamentale per la ripartenza, Quindi tutte le aziende che producono macchinari per l'edilizia stanno avendo grandissima crescita. Quindi super bonus, diciamo. Super bonus darà, secondo me, la stura a una grande attività nel settore, che non sarà più un'attività di cementificazione, ma un'attività di riqualificazione, di adeguamento energetico, quindi è una manovra veramente importante, cioè non è così semplice come si vedeva prima, perché i paletti sono rigidi, le norme sono stringenti, sono dettagliate. Per un esempio, devo rifare il cappotto, ma non può essere un cappotto generico, devono essere utilizzati dei materiali già ben specificati dal decreto, con certe modalità. Non è che uno si rifà la casa a spese di bonus 110, no, possono essere fatti soltanto alcuni lavori e in alcune precise modalità, soltanto che comunque è tanta roba, seguendo in maniera precisa e là ci vuole l'assistenza di un bravo professionista, ecco,
i benefici sono assolutamente unici. Interessante, quindi questo può essere stato purché anche reiterato nel tempo, perché questa è l'altra condizione importantissima, volano per mettere in moto dell'economia, quindi per dar valore anche a degli immobili che altrimenti lo stavano perdendo. Sarà un volano importante, direi probabilmente anche la decorrenza e la durata di questo incentivo si pensi possa essere estesa. È la prima volta che si passa da un principio di capienza fiscale, cioè tu te lo scarichi in base ai redditi, a un principio di capienza non capienza, cioè fai. Certo, a prescindere. A prescindere da. Un po' ci sono delle complicazioni burocratiche. Quindi un po' c'entrano tutti. Il problema è sempre che devi entrarci in maniera assistita, quindi è fondamentale per le imprese e per le famiglie, per i privati, insomma, essere assistiti da un professionista che deve asseverare tutti i lavori che vengono fatti, e poi le banche si sono già attrezzate, ogni banca, per le più importanti, abbiano degli istituti o Deloitte di revisione che poi fanno una seconda asseverazione di tutte le carte che vengono portate in banca, questo per poter poi sostanzialmente passare questo credito d'imposta dal cassetto fiscale del cliente al cassetto fiscale della banca, che poi paga sostanzialmente, anticipa i soldi al cliente. Quindi ecco, ci sono dei passaggi che sono abbastanza, sono dei passaggi che uno da solo magari non può fare. No, il fai da te è estremamente sconsigliato su questo aspetto qua. Allora, un altro consiglio, siamo in chiusura per questo periodo un po' particolare, cos'è quindi? Perché tanti ci dicono, ma dateci consigli su che cosa fare. Ma di essere un po' fiduciosi, cioè nel senso che si apriranno delle possibilità, delle opportunità. Il nostro paese, quando si dice sarà un punto di svolta, con i soldi del Recovery Fund innesteremo una marcia sconosciuta, cioè, a parte i proclami che sanno appunto di proclami e basta, poi sostanzialmente saremo costretti sia come consumatori, sia come imprenditori, anche come professionisti, a un salto di qualità forzoso, della cui efficacia ne godremo fra qualche anno, come in tutte le cose. La parte, quella del cambiamento, quella che ti porta a una rottura col passato, è quella più dolorosa e più faticosa, ma come consumatori avremo degli strumenti in più, come professionisti degli strumenti in più, come imprenditori un mercato più ampio. E quindi Secondo me delle aspettative sicuramente migliori. Allora, Stefano Zara, grazie del suo contributo. Ci rivedremo la prossima settimana per aggiornare, o giù di là, insomma, vedere un po' cosa sta succedendo post elezioni anche americane, che comunque hanno, voglio o non voglio, un certo tipo di riscontro. Io ringrazio lei della sua presenza, i nostri telespettatori come sempre di averci seguito nei nostri approfondimenti, nelle nostre interviste, e come sempre vi rinnovo l'appuntamento alla solita ora domani. Grazie. Buonasera.